Altro prodotto che è diventato di eccellenza viene, come sempre, viene dalla povertà, la fresella. La fresella era un modo come recuperare il pane che si era essiccato. Infatti dalla fresella poi nacque anche la galletta che si dava ai militari per mangiare in guerra, e quindi era un pane essiccato che si spugnava con l'acqua. E perché? Perché prima non si buttava niente, e quindi nacque la fresella. Oggi la fresella è diventato un prodotto di gusto, un prodotto di eccellenza, come noi qui vediamo, e questa fresella si fa la caponata, e qui noi vediamo come è stato interpretato un modo di fare la fresella, la famosa caponata col pomodoro, aglio, olio, sale e basilico. Quindi, come vedete, le cose buone nascono dalla natura. Un pane che si essiccava, si è inventato la fresella. Oggi evidentemente non è più quel pane duro di una volta come la galletta, ma è molto più leggero, molto più digeribile, come dice Ciro Mascolo. E qui abbiamo questo prodotto ancora di eccellenza, che è fatta sia di grano scuro che di grano bianco. Quindi abbiamo freselle di ogni tipo, dalle cose antiche che sono state utilizzate, sono state riportate oggi a valori di eccellenza.